Ben ritrovati, buon Natale a tutti, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3, insomma Natale 2024, gli auguri del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Ha scelto un luogo simbolico di sofferenza e marginalità, recupero sociale, come la casa circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia, il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, per portare quest'anno i suoi auguri di Natale alla città e ai nostri telespettatori, ricordando anche la visita di Papa Francesco alle detenute della Giudecca. Patriarca Francesco che domenica 29 alle ore 15 aprirà la Porta Santa dalla Basilica Cattedrale di San Marco per l'anno giubilare. Patriarca Francesco, grazie per essere con noi, buon Natale intanto. Buon Natale a tutti, grazie. Allora, questo Natale il suo messaggio alla città, ai nostri telespettatori. Sì, un Natale che ci sfida come ogni Natale, ma quest'anno forse in un modo peculiare, particolare, perché le situazioni di tensioni sociali anche nella vecchia Europa, io penso alle tante crisi politiche che ci sono in Francia, in Germania, ma penso anche a una convivenza difficile nelle nostre società occidentali, però poi c'è il grande spettro purtroppo della guerra. Quindi l'invito del Natale è riuscire ad andare oltre questa visione così deprimente di un uomo che non vuol rispondere con la misericordia, con la bontà, con il rispetto degli altri. Parlo anche del rispetto del diritto internazionale, ecco, certamente. Parlo anche di quelle guerre che sono lontane ma sono molto più vicine di quello che possiamo pensare. Ecco, è necessario proprio riuscire a recuperare dei gesti concreti che inizino tra persona e persona all'interno delle famiglie e nelle comunità. Molte cose non dipendono da noi, queste piccole cose dipendono totalmente da noi, è bene che le intendiamo come il buon Natale che noi diamo agli altri in modo concreto, al di là della mail, al di là del messaggio, al di là della cartolina che si può mandare, è proprio il Natale del cristiano o se non altro dell'uomo di buona volontà. Che Natale è per Venezia, Eccellenza? Che Natale arriva a Venezia? È un Natale che speriamo possa essere capace di aiutare la nostra città a essere là dove non è coesa, più coesa, là dove è frammentata, più capace di rispettare le differenze, però guardando un'unità sociale e anche guardando un'unità etica di valori fondamentali che mettano la persona al centro, soprattutto di fronte alle grandi opportunità che dà la tecnoscienza, che rischia veramente di poter anche abolire l'uomo. Ultimissima cosa che chiedo, quest'anno è stato un anno storico per Venezia, con la visita anche di Papa Francesco in aprile, che è stato in un carcere qualche giorno fa. Lei ha visitato il carcere, prima ancora le fabbriche, le persone, per dare a tutti l'annuncio del Natale. Come è cambiata Venezia anche dopo la visita del Papa? Il Papa ci ha richiamato su alcuni punti che gli stanno particolarmente a cuore. Certamente la popolazione carceraria, certamente il mondo giovanile, l'incontro bello che abbiamo avuto alla Salute e certamente anche il momento della preghiera insieme, perché il culmine di questa visita del Papa ha avuto sia il carcere femminile sia l'incontro coi giovani, ma poi anche la preghiera comune nella grande piazza di San Marco, dove erano presenti anche le altre confessioni non cristiane e dove si è voluto dare un segno per cui una città è veramente tale quando esprime anche pubblicamente le convinzioni di fede.
Durante la Santa Notte di Natale Papa Francesco ha aperto il Giubileo. Padre Antonio Ramina, rettore della Basilica di Sant'Antonio a Padova, con l'augurio del Natale ci invita ad essere pellegrini di speranza. Nella straordinarietà della festa di Natale quest'anno viviamo la straordinarietà dell'apertura dell'anno santo, del Giubileo, in cui proprio il Papa ci ha invitato ad essere pellegrini di speranza. È questo l'augurio che ci possiamo fare in questo Natale? Certo, l'invito a sperare credo sia quanto mai bello, adeguato anche per il clima natalizio. È il tema che ci accompagnerà durante tutto l'anno giubilare. Mi sono chiesto che cosa significhi sperare per noi oggi, che siamo immersi in un clima ancora molto problematico a livello internazionale, vorrei dire drammatico. Sappiamo di tante forme di violenza, sappiamo di guerre che ancora non trovano la strada per svanire, per essere cancellate dalla faccia della terra, e quindi corriamo il rischio di non saper più sperare. Ecco, io credo che sperare significhi proprio recuperare la fiducia dentro di noi di poter dedicarci al bene, magari attraverso gesti piccoli, concreti, ma che fanno la felicità dell'altro. Credo che sia anche il messaggio più bello del Natale, quello di poterci prendere cura di noi, delle nostre relazioni, stare davanti agli altri sapendo che la felicità degli altri dipende un po' anche da noi, da ciò che noi ci proponiamo di fare. Un Natale che riporta molti alle grandi tavole della famiglia, le stiamo vivendo proprio in queste ore, è anche proprio il senso del Natale, si crea davvero una famiglia a Natale, arriva questo bambino straordinario. La sfida è proprio quella di poter recuperare rapporti riconciliati, familiari. A me piace sempre pensare che il grande evento del Natale in realtà si focalizza attraverso la nascita di un bimbo, il figlio di Dio. Ecco, Dio, per dire di sì a tutti noi, ha scelto non strategie complicate, ma ha scelto di dire di sì alla vita attraverso la nascita di un bimbo. Ecco, credo che anche noi nelle nostre famiglie possiamo vivere il Natale nella misura in cui ci prendiamo cura dei tanti segni di vita che riconosciamo accanto a noi. Padre Antonio, la Basilica del Santo, la Basilica dedicata a Sant'Antonio, sarà luogo giubilare per la diocesi di Padova, ma in realtà per tutti i pellegrini che arrivano da tutto il mondo. Che cosa significa questo e come accoglierà i pellegrini la Basilica? Innanzitutto ci sono le forme classiche dell'accoglienza che da sempre caratterizzano la Basilica del Santo, per cui le liturgie, il sacramento della riconciliazione grazie alla presenza di frati che possono ascoltare le tante persone che arrivano, ma raccogliendo in particolare il tema del pellegrinaggio, che è tema tipico di ogni anno giubilare. Abbiamo ideato proprio all'interno della Basilica stessa un percorso che è possibile compiere grazie ad un sussidio che sarà posto a disposizione di tutti i fedeli e che cercherà di valorizzare alcune delle tappe fondamentali presenti in Basilica, a cominciare dall'Arca del Santo, la prima tappa di questo pellegrinaggio in cui si potrà affidare proprio a Sant'Antonio ogni sogno, ogni desiderio, ogni preghiera che portiamo nel cuore. Lì vicino la cappella della Madonna Mora, e proprio con le parole di Sant'Antonio possiamo affidarci alla Vergine Madre, alla cappella di San Giuseppe, e poi ci si potrà affidare alla parola di Dio. Questa è una tappa che è stata pensata proprio per valorizzare il tema dell'ascolto. Ciascun pellegrino potrà accogliere un versetto della Sacra Scrittura che in questa tappa viene posto all'evidenza, fino ad arrivare alla cappella delle reliquie, dove quest'anno in modo eccezionale sarà portato al centro della cappella stessa uno dei reliquiari più importanti, che custodisce l'apparato vocale di Sant'Antonio, a ricordarci come sia importante non solo conoscere la parola di Dio, ma anche dirla attraverso la nostra parola, attraverso il nostro esempio di vita.
Ricordiamo a chi ci ascolta che il Giubileo è davvero uno straordinario momento di grazia, invitiamo tutti a coglierlo. Invitiamo tutti ad accogliere questo evento di grazia che credo ci aiuti a recuperare l'essenziale della nostra fede, cioè il senso della misericordia di Dio che viene sempre incontro a noi donandoci in pienezza la sua benevolenza, e il senso della solidarietà tra di noi. Infatti ogni pellegrinaggio è davvero pellegrinaggio nella misura in cui viene concepito e vissuto nella condivisione con altri. I servizi per la disabilità e la salute mentale sono a rischio, prestazioni erogate dal terzo settore che chiede un incontro con la Regione per nuovi stanziamenti. Un Natale di preoccupazione per il non profit veneto. Le risorse per i servizi per la disabilità e la salute mentale sono a rischio per le poche risorse che la Regione e i comuni stanziano. Un comparto importante che occupa più di 50.000 lavoratori professionisti con varie mansioni e che aiuta più di 220.000 famiglie in tutto il Veneto. Riteniamo che sia messa in discussione la sostenibilità del modello di welfare che il Veneto in questo momento ha relativamente ai servizi alla persona, disabilità, salute mentale, anziani, dipendenze, emarginazione adulta grave, donne vittime di violenza. Quindi in questo momento riteniamo che ci sia poca attenzione ma soprattutto poche risorse messe a disposizione da parte della Regione e dei comuni per questi servizi. 14.000 le persone e le famiglie aiutate in Veneto negli ambiti della disabilità e della salute mentale, servizi accreditati dalle ULSS e finanziati dalla Regione e dai comuni, erogati da 16.000 addetti. Quando lo Stato, giustamente, e dico anche fortunatamente per quanto riguarda l'Italia, ha una legislazione che riconosce in maniera piena i diritti delle persone con disabilità, poi bisogna che ci sia un luogo in cui questi diritti vengono esercitati concretamente, non solo sulla carta. E quali sono questi luoghi? Sono proprio i servizi residenziali e i servizi diurni. Allora c'è la necessità che questi servizi funzionano, che siano servizi di qualità, e perché questo possa essere è necessario che ci siano le risorse adeguate. Il confronto con la Regione c'è stato, ma le risorse sono ancora insufficienti. Dobbiamo fare in modo che questo sistema possa essere mantenuto in vita, altrimenti non viene meno solo il servizio di assistenza, viene meno anche il tessuto che questo servizio di assistenza permette, il tessuto produttivo, il tessuto sociale, perché questi servizi sono salvavita del tessuto sociale. Alberi di Natale, luci, candele, il Natale è arrivato e le case brillano dell'atmosfera tipica del periodo, ma sempre in sicurezza, perché il rischio di cortocircuiti o incendi è dietro l'angolo. Le raccomandazioni dei vigili del fuoco. Il periodo natalizio deve essere un periodo di gioia e così deve rimanere. Per far sì però che questa gioia avvenga dobbiamo avere degli accorgimenti, dobbiamo prendere degli accorgimenti e delle attenzioni e delle precauzioni in casa, in particolare in ottica di quello che sarà appunto l'allestimento di questo famoso albero di Natale. L'invito è quello di selezionare un albero di Natale di tipo ignifugo, un albero di Natale pertanto che in caso di contatto con fiamma, quella che può essere una cenere o altro, rimanga comunque incombusto, quindi decida di non bruciare. Altro aspetto che talvolta accade è quello legato alle problematiche dei cortocircuiti delle luminarie, pertanto anche lì l'invito è quello di selezionare delle luminarie che siano certificate, quindi marcate CE, che è garanzia di qualità del prodotto, e pertanto ci assicura un po' di evitare che questi addobbi possano diventare problematici. L'importanza di prestare attenzione a ciò che si acquista. Fondamentale che le luminarie e apparecchiature elettroniche abbiano il marchio di certificazione europea CE. La certificazione ha un costo in termini economici, chiaramente non parliamo di cifre sconvolgenti, però è di certo incluso in quello che è il prezzo del prodotto, al netto di quello che può essere poi il fatto che l'albero sia più o meno alto, quindi di sicuro capire e chiedersi il perché di quel prezzo talvolta nasconde questo grosso vantaggio che appunto permette all'albero di essere un elemento sicuro all'interno delle nostre case.
A volte i corticircuiti si verificano per del sovraccarico, quindi stare attenti anche a dove si inseriscono determinate spine e non sovraccaricare magari ciabatte. Sì, talvolta accade appunto questo, di avere magari più addobbi alimentati nella stessa ciabatta e quindi la stessa ciabatta estremamente sovraccaricata e magari la stessa ciabatta sotto l'albero di Natale. Un qualunque piccolo problema di quella ciabatta si trasferisce immediatamente all'albero di Natale, che se l'albero di Natale non è stato selezionato accuratamente rischia di diventare una torcia. Pronti consigli qualora si dovesse verificare un incendio o un cortocircuito. Fiamma piccola, si può pensare di intervenire anche utilizzando dell'acqua, un piccolo estintore se lo si ha in casa molto difficile, ma nel momento in cui la situazione dovesse un po' sfuggire di mano viste le dimensioni, chiaramente mettersi in sicurezza e mettere in sicurezza tutte le persone che si trovano all'interno, allo stesso tempo provare a areggiare il locale in maniera tale da allontanare il fumo e da tenere le temperature il più basso possibile e se si riesce chiudere il più possibile tutte le porte, limitando il più possibile la propagazione dell'incendio negli altri locali. Da non sottovalutare la regolare pulizia della canna fumaria affidandosi a ditte specializzate. Il mese di dicembre, ma anche i successivi mesi di gennaio e febbraio è la stagione delle canne fumarie, intesa nei vigili del fuoco come gli interventi su incendi canna fumaria che talvolta si propagano anche sui tetti, spesso tetti ventilati. Cosa invitiamo a fare appunto la cittadinanza? Di sicuro una manutenzione corretta della canna fumaria. La canna fumaria richiede una pulizia annuale, questa pulizia deve essere fatta anche in tempi di pace, mi viene da dire, quindi in preparazione di quella che è l'inizio della stagione, ma non è mai troppo tardi per farla per chi non l'ha fatta. In secundis, anche qui da non sottovalutare il corretto utilizzo, quindi evitare di sovraccaricare gli impianti che siano camini, stufa a pellet o altro con del combustibile, perché sì, la temperatura aumenta, ma aumenta anche parecchio la temperatura della canna fumaria e questo, se la canna fumaria non è stata pulita correttamente o comunque magari ha dei difetti di installazione, si ripercuotono poi su quella che è la propagazione dell'incendio dalla canna fumaria al tetto. Ma quali sono i desideri dei cittadini per Natale? Scopriamolo nel prossimo servizio. Salute, basta, non serve altro. Affetto. Affetto, gioia, stare assieme alle persone che si vogliono bene, il resto sono tutte cose superflue, quindi pensieri fatti col cuore. La salute. Poi? E poi la famiglia, il calore, la tranquillità, il calore della famiglia, stare assieme. Penso che sia la cosa migliore. I regali di Natale sono arrivati, profumi, soprammobili, guanti, sciarpe, ma per i mestrini e i veneziani il dono più prezioso non si trova sotto l'albero, è la salute, la serenità e l'amore in famiglia. Una serenità assoluta in famiglia. Stare insieme con la famiglia, in pace, tutti uniti, con tanto amore. Questi sono i regali più belli. Pace, tranquillità, penso altro no, credo sia il regalo migliore. Il più bel regalo per Natale, avere il mio compagno a casa. A Natale il pensiero va anche ai meno fortunati, a chi è senza casa e solo, specialmente agli anziani, agli ammalati e a chi soffre a causa delle guerre. Soprattutto che arrivasse finalmente una pace duratura nel mondo, perché siamo proprio in termini di guerre veramente al massimo della sopportazione. Per Natale che finiscano le guerre, per quanto mi riguarda. Speriamo. Che finisca queste guerre che sono un'assurdità enorme, quindi questo è il mio desiderio più grande. Cerchiamo di spendere meno volevo dire una brutta parola, in stupidaggini e cerchiamo di concentrarci un po' di più, insomma, su quello che è necessario in questo mondo. Più bel regalo per Natale, non arrabbiarsi mai col prossimo. Con la consapevolezza una persona sa scegliere ciò che è meglio per sé e quindi è più sereno anche di fronte a scelte magari difficili. Buon Natale a tutti Italia! Auguri! Ed ora nel Vicentino, studenti delle medie di Fonte premiati in Senato.
Una giornata indimenticabile per le classi terze della scuola secondaria di primo grado del Plesso di Fonte, che sono state premiate al Senato per il progetto Testimoni dei diritti. Accompagnati dalle insegnanti e dalla dirigente Paola Zanon, dal sindaco Mettio Sommadossi, dall'assessore all'istruzione Luana Mocellin, dal parroco Don Gabriele e dall'ex assessore Mario Libralato, i ragazzi hanno presentato il loro lavoro in un luogo simbolo della nostra Repubblica. È stata un'esperienza meravigliosa, era davvero emozionante vedere i nostri ragazzi che sono stati premiati dal Presidente del Senato La Russa per un lavoro che hanno svolto già dall'anno scorso, che si chiama Testimoni di diritti. È stato per loro, secondo me, una delle esperienze che si porteranno nel cuore per tanti anni, perché essere lì seduti proprio in uno dei posti della più alta caratura della nostra Repubblica credo che per loro resterà per sempre nel loro cuore. L'emozione è culminata durante l'apertura della cerimonia, quando nell'aula di Palazzo Madama ha risuonato l'inno di Mameli, cantato da un coro che ha dato avvio alla giornata di premiazione. Insomma, un regalo di Natale in anticipo pienamente meritato per tutti gli studenti che non si sono limitati a fare i bravi, ma che con il loro impegno sono stati bravi, anzi bravissimi. A Tre Basileghe è quasi completato il restauro del capitello di Fossalta, riportata alla luce importanti testimonianze storiche ed artistiche. Affreschi raffiguranti Sant'Antonio Abate, una crocefissione e la Madonna con bambino che regge un melograno, simbolo di fertilità. Sono le due scoperte riportate alla luce grazie ai lavori di restauro del capitello di Sant'Antonio Abate di Fossalta a Tre Basileghe. I lavori si stanno concludendo dopo circa un anno dal loro avvio e restituiranno alla comunità un autentico gioiello. Nella frazione di Fossalta c'è questo capitello tardo cinquecentesco che è un'opera architettonica e artistica che è stata recentemente recuperata. Si sta concludendo il restauro. La proprietà del capitello è della parrocchia di Fossalta, ma il restauro è stato fatto grazie a un contributo da parte del comune di Tre Basileghe e questo ha permesso appunto di recuperare questa importante opera storica, testimone della devozione popolare a Sant'Antonio Abate e alla Madonna. L'investimento complessivo per il restauro è stato di 60.000 euro, interamente finanziato dall'amministrazione comunale. Ed ora a Venezia, ha chiuso definitivamente i battenti Antonio Moressa dopo ben 82 anni, uno degli ultimi calzolai artigiani rimasti in città tra centro storico e isole, l'ultimo ancora rimasto al Lido. Siamo andati a trovarlo nel suo retrobottega dove fino all'ultimo giorno di apertura ha riparato scarpe a mano. È stata una vigilia di Natale dal sapore tutto particolare, con un sovrapporsi di emozioni per Antonio Moressa, l'ultimo calzolaio rimasto al Lido di Venezia, sempre più rari anche in centro storico e in città. Ha chiuso i battenti la vigilia di Natale il suo negozio in via San Gregorio 51, aperto dal padre Alessandro nel 1942, 82 anni fa. Si chiude il negozio è un po' come fare il bilancio di una vita, tra gli scaffali ormai semivuoti da qualche settimana, segno di svendita totale della merce e di smobilitazione. Numerosi e vari sono stati i suoi appelli nel tentativo di trovare un giovane disposto ad imparare il mestiere e raccogliere il testimone, ma nessuno si è fatto avanti e non è rimasto altro che arrendersi. Fino al 24 sono qua, anche e soprattutto per le riparazioni, vendita, quello che è. A malincuore però sta arrivando, ormai ci siamo. Ci sono tante persone che io seguo. Ecco, per queste persone qua mi dispiace ancora di più, sentirle che si trovano spaesate, non sanno dove andare, dove vado e cosa faccio. Guarda, ecco, questo ti dà veramente qualcosa dentro che senti, perché l'ho fatto in una vita che lo faccio, no? E lo fai con passione. E cosa farà dal prossimo anno? Cosa farò io dal prossimo anno? Vorrei fare quello che ne ho fatto molto poco in questi anni, cioè intendo il tempo libero, no? Dedicare alle passioni, agli hobby che ho. Tony, così da tutti è conosciuto al Lido di Venezia, è anche vicepresidente della giunta di Confartigianato Venezia, in bottega da 65 anni, dietro al suo banco di lavoro, insieme alla sorella Rosalia e alla figlia Anna, da generazioni porta avanti l'attività di famiglia.
Nei giorni scorsi l'associazione culturale Mostra Lido ha voluto premiarlo con un leone d'argento, segno di riconoscenza e gratitudine da parte di tutta la comunità. Il direttivo, presieduto da Luca Prader, con Mario Delia, Giorgio Vianello, Giorgio Marini e Sabrina Marcon, gli ha fatto visita per un brindisi. Il premio gli è stato consegnato da Matteo Pistorello, delegato dell'esecutivo della municipalità del Lido e Prenestina. Se dovessi trovare qualcuno che mi dice guarda io mi metto in gioco, anche se non so fare questo lavoro, eccetera, io sono disposto a insegnarglielo. Se tu vuoi e desideri intraprendere questa vita, questa realtà lavorativa, qui lavoro c'è. Te lo garantisco perché siamo tanti anni, 82 anni che siamo qua. Per salutare racconta quando un giorno nel suo negozio arrivò una persona che non riusciva a camminare. Guarda Tony, c'è questo problema, mia zia questo problema, te la porto, vieni. Ma c'è qualcosa che non cammina, non appoggia, non so, vieni tu. L'ho fatta sedere, mi dà quella protesi lì, questa scarpa modificata, questo rialzo. Ho potuto cardarlo, farlo, metterlo a regola, messa su, è arrivato fino alla porta, si è girata e mi ha mandato i baci. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi auguro ancora buon Natale, grazie davvero per averci seguito, arrivederci.